0,57 grammi litro. È questo il tasso alcolemico del conducente dell'auto che martedì sera ha investito e ucciso Rodrigo Cerquetti, il 18enne argentino che era in sella alla sua bicicletta a Paderno di Ponzano, in via Camalò. Il 29enne di Montebelluna è risultato positivo all'alcol test, di poco sopra i limiti di legge. Un risultato penalmente non rilevante, ha sottolineato Giovanni Valmassoi, il PM titolare delle indagini sul sinistro, che ha disposto una perizia sulla dinamica per accertare la velocità dell'auto e l'angolatura dell'impatto. Intanto i residenti che sono accorsi sul luogo della tragedia sono distrutti. Per loro quella strada è maledetta, le auto corrono ed è impossibile camminare o andare in bicicletta lungo la via. Ora è sempre più necessaria una pista ciclabile. Vorremmo lanciare appunto una raccolta firme e sperando che siano numerosi ad aderire a questo, perché appunto si possa salvare altre vite, che non succedono incidenti così gravissimi che sconvolgono le persone, lasciano interdetti. E la sicurezza di pedoni e ciclisti ha unito le comunità di Povegliano e Ponzano, i due comuni attraversati dall'arteria. Per questi due sindaci ora si consulteranno per richiedere in provincia un intervento sulla strada. Insieme faremo una lettera in provincia per vedere se è possibile ottenere una pista ciclabile sul tratto che va da Sant'Antonio, a Camalò. Sul luogo dell'incidente un mazzo di fiori bianchi, la scarpa persa dal 18enne durante lo scontro e 2 lettere dei suoi amici in cui ricordano Ryan e i bei momenti vissuti insieme. I genitori intanto si sono chiusi nel dolore. All'esterno della sua abitazione alcuni suoi amici hanno appeso un lenzuolo con su scritto "Ci mancherai e rimarrai sempre nei nostri cuori".